Continuano ad aumentare i casi di pazienti colpiti da coronavirus nella nostra provincia, che vanno a 82, con un notevole aumento dei tamponi effettuati che salgono a 1346. I comuni che hanno visto registrare variazioni sono quelli di Menfi, che sale da 9 contagiati a 10, e quindi Palma di Montechiaro, che vanno da 5 a 6. I dati ricevuti dall'ASP, che finalmente, dopo tante insistenze da parte della stampa agrigentina, ha provveduto all'invio diretto alla stampa. Sono 95 i casi registrati invece nella nostra provincia per la regione siciliana, tra cui 2 guariti e 1 deceduto, mentre nelle altre province il dato più numeroso di contaminati è a Catania con 486 persone, Messina al secondo posto con 289 casi, Palermo con 250, mentre la provincia di Enna è quella più colpita, considerando il numero di persone residenti, è arrivato a ben 226 casi. Segue Trapani con 78, Caltanissetta e Siracusa entrambi con 71, e la provincia meno colpita da Covid-19 risulta quella di Ragusa con solo 40 infettati. Intanto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, con propria ordinanza sindacale, stringe ancora le maglie di divieto di uscire dalle case, vietando addirittura la libera spesa nei supermercati e regolandola solo in ordine alfabetico a secondo dei giorni della settimana. Non mi rassegno e non mi assumo la responsabilità nel vedervi rassegnati ad ammalarci e a infettarci l'un con l'altro, anzi al contrario. Con grande senso di responsabilità mi assumo la responsabilità di scelte dolorose e scelte impopolari, e quindi vi annuncio che dopo aver consumato i passaggi propedeutici e dopo aver consultato il tenente dei carabinieri e il comandante dei vigili urbani, ho messo la firma su un'ordinanza. Ripeto, su un'ordinanza che vi chiederà dei sacrifici. No, non cambio e non cambieremo gli orari degli esercizi commerciali. Cambieremo da qui al 13 aprile soltanto le nostre abitudini settimanali. Faremo in modo di programmare le nostre abitudini settimanali. Chiaramente chi non cambia nulla per chi deve recarsi giornalmente al lavoro o per chi ha delle necessità, ma per chi deve andare a fare la spesa, deve andare al tabaccaio a comprare la lampadina, cambia. Con questa ordinanza programmiamo le nostre uscite di casa, e quindi le forze dell'ordine hanno questa programmazione e faranno delle multe salatissime a partire da lunedì 6 aprile. Quindi il lunedì possono uscire a fare la spesa quelli che hanno il cognome che inizia per A e B, il martedì C e D, il mercoledì dalla E alla K, il giovedì dalla L alla N, il venerdì dalla O alla R e il sabato dalla S e alla Z. Chiaramente coloro invece che devono recarsi purtroppo in farmacia lo possono fare tutti i giorni, compreso la domenica. Sono delle scelte difficili anche per noi quando mettiamo queste firme, dal governo nazionale al governo regionale, ai sindaci, facciamo delle scelte dolorose, ma lo facciamo nell'interesse supremo e nel tentativo di salvaguardare la salute dei nostri concittadini. Non vi chiediamo tanto, vi chiediamo di rimanere a casa e salvaguardare la vostra salute, la salute dei vostri cari. Doloroso per me è stato soprattutto mettere la firma su questa ordinanza che annulla le festività pasquali dal giovedì santo alla domenica, e vi preannuncio che il lunedì di Pasqua, la Pasquetta riberese, per quel giorno ho già chiesto la collaborazione, oltre che della Tenenza dei Carabinieri, Vigili Urbani e Forestale, la sto chiedendo anche all'Esercito e al Corpo e alla Polizia di Stato, perché la Pasquetta la passeremo a casa. Non consentirò a nessuno di lasciare la propria abitazione, non consentirò a nessuno di spostarsi da Ribera, perché gli schiticchi, anche quelli fatti di nascosto, possono essere luoghi di contagio.